Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello. Esprimo quello che ho sempre pensato, che ci sia ben poco merito nella virtù e ben poca colpa nell'errore, anche perché non ho ancora capito bene, malgrado i miei 58 anni, che cosa sia esattamente la virtù e che cosa esattamente sia l'errore. Perché basta spostarci di latitudine e vediamo come i valori diventano disvalori e viceversa. Non parliamo poi dello spostarci nel tempo. C'erano morali nel Medioevo e nel Rinascimento che oggi non sono più assolutamente riconosciute. Oggi noi ci lamentiamo, vedo che c'è un gran tormento sulla perdita di valori. Bisogna aspettare di storicizzarli. Io penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valori. Hanno sicuramente dei valori che non siamo ancora riusciti a capire bene, perché siamo troppo affezionati ai nostri. Tutto questo per dire che io non ho nessuna verità assoluta in cui credere, che non ho nessuna certezza in tasca e quindi non la posso neanche regalare a nessuno. Mi va già molto bene se riesco a regalarvi qualche emozione. Buona giornata da Media News TV Europe. Oggi focalizziamo nel nostro approfondimento un grande appuntamento culturale di questa bellissima estate sotto le stelle. Domenica 28 luglio alle ore 22 presso la suggestiva cornice della Marina di Bugerru, grazie all'organizzazione della cooperativa Feminas e del comune di Bugerru, verrà messa in scena l'anteprima nazionale di Questa è la storia vera. Omaggio lirico-teatrale al grande Fabrizio De André nella ricorrenza del 20ennale dalla sua scomparsa. Lo spettacolo, prodotto dalla Armeni Jazz Production, nasce da un iniziale progetto dell'autore e regista Gianluca Medas, in cui vengono poi coinvolti Luca Soru, primo violino dei Secondi del Teatro Lirico di Cagliari, facente parte del quintetto d'arte sardo, composto anche dai musicisti Martino Piroddi, Mario Pani, Oscar Piastrelloni e Francesco Sergi, oltre a Silvia Armeni, titolare della suddetta società di produzione cinematografica ed artistica. Quest'ultima prende in mano il progetto iniziale e lo completa attraverso il coinvolgimento del trio lirico appassionante composto dalle belle e talentuose Giorgia Villa, Stefania Francabandiera e la sarda Mara Tankis, dotate di potenti voci che spaziano con nonchalance tra la lirica e il pop e parte integrante della trasmissione di Rete 4, La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, le quali, insieme al loro manager e musicista Mauro Borzellino, accolgono subito con entusiasmo il progetto. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, 2 occhi grandi da bambino, 2 occhi enormi di paura
erano gli specchi di un'avventura. Nello spettacolo dedicato al mitico artista genovese Fabrizio De André, che dovrebbe avere prossimamente una distribuzione a livello regionale e nazionale, il giovanissimo cantautore, in questa occasione interpretato da Leonardo Grassellini della Compagnia dei Ragazzi di Cagliari, intrappolato in una sorta di limbo, incontrerà alcune delle sue donne, le donne delle meravigliose canzoni che proprio lui ha dedicato loro, a partire da Marinella, quella della storia vera che dà il titolo al progetto, e qui interpretata dall'attrice Simona Cavallari, divenuta famosa al grande pubblico anche per la nota fiction Mediaset Squadra Antimafia. In questo atto unico, sotto la regia di Gianluca Medas, si alterneranno recitazione e musica. 9 i brani inseriti nello spettacolo: la canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Princesa, Rimini, Nancy, Giovanna d'Arco, Francisca, la canzone dell'amore perduto e Ave Maria. I brani, mirabilmente riarrangiati per archi e voci dalla compositrice Daniela Mastrandrea e da Mauro Borzellino, verranno eseguiti dal Quintetto d'Arte Sardo, che accompagneranno le melodiose voci del trio appassionante e raccolti anche su un CD che dovrebbe uscire nel prossimo autunno. Alla fine di questo emozionante viaggio spirituale, lo scambio dei ricordi del giovane Faber con i personaggi femminili delle sue canzoni lo porterà a trovare la via per l'immortalità, condizione meritatamente conquistata da Fabrizio De André grazie al dono reso all'umanità per via del valore e del significato profondo delle sue poesie in musica. Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello,